A Genova si affrontano il Livorno di Mister Pastorino e il Borgaro Nobis di Mister Falco nel girone A di Serie D. Biancazzurri reduci dalla vittoria nel recupero contro l'Imperia che valsa al primo posto in coabitazione con Bra e Lavagnese. Dall'altra i piemontesi attualmente a 6 punti in classifica e reduci dalla sconfitta in casa contro l'Albenga. La prima occasione di marca ospite con la conclusione da fuori da parte di Satta, sventata da Gentile in volo. A 16esimo si fanno vivi i padroni di casa con il tiro di collo pieno dal cuore dell'area da parte di Mariotti, ma la sfera termina a lato. 3 minuti più tardi rispondono gli ospiti con la conclusione del rasoterra di Zunino, ma Gentile si allunga alla sua sinistra e blocca. Ancora Ligorna al 24esimo con il terzo tempo di Leonetti su calcio d'angolo dalla destra, ma Cultraro risponde presente. Al 32esimo è Delle Piane a provarci con un colpo di testa dalla destra, bloccato però dall'estremo difensore. Continua a spingere il Ligorna. 8 minuti più tardi la conclusione al volo di Cericola su traversone da parte di Tussellino termina la sua corsa di poco a lato. A 3 minuti dall'intervallo Delle Piane innesca Mariotti dalla destra con il trequartista che si gira e conclude però alto, anche se non di molto. Nel recupero è Soplantai a provarci con un'incornata al di sopra dell'estremo difensore ligornino. Le due squadre vanno a riposo sullo 0-0. La seconda frazione si apre sotto il segno del Ligorno, dapprima al 48esimo e Miccoli a impegnare il portiere con un cross insidioso dalla sinistra, ma è solo il preludio del gol. Cross di Cericola, torre aerea di Miracoli e gran rete di testa da parte di Leonetti, ancora una volta a segno in biancazzurro. Rivediamo la splendida azione ligornina. Padroni di casa che non si accontentano e trovano subito il raddoppio al 53esimo, grande triangolazione tra Cericola e Tussellino con l'esterno biancazzurro che crossa sul fondo e trova la testa di un attento Miracoli, il quale supera un non del tutto incolpevole Cultraro, trovando la quarta rete nel girone A di Serie D. Rivediamo le immagini del 2-0. Al 56esimo però il Borgaro Nobis trova subito il gol del 2-1 con un'ottima punizione dal limite da parte di Capitan Zunino, che accorcia così le distanze per i suoi. Passano 2 minuti e ancora Zunino ci prova scaricando la sfera da fuori area, ma Gentile si fa trovare pronto. Al 63esimo ci prova Tussellino con il campanile da 3/4 su cui l'estremo difensore si fa trovare pronto. Al 69esimo gran parata dello stesso Cultraro sulla botta da calcio di punizione da parte di Bacigalupo, sventata con un grande intervento. A 3 dal termine cross di Islam dalla sinistra per la corrente Cericola, ma il portiere smanaccia e salva il risultato. Nel recupero doppia occasione per il Borgaro dapprima, con il colpo di testa di Montenegro da calcio d'angolo bloccato da Gentile e poi brivido al quarto di recupero per il colpo di testa di Brunod di pochissimo a lato alla sinistra del portiere. La sfida termina così 2-1 per i padroni di casa, gioco partita incontro a Ligorna.